Ciao a tutti, guardate dove vi porto oggi, in un'oasi di pace e tranquillità. Siamo tra i comuni di Civitanova e Montecosaro. Abbiamo una casa ex colonica, ex perché è stata totalmente ristrutturata. Venite con me che ve la mostro. Qui abbiamo la parte, credo più bella, il porticato. Sono circa 40 metri quadrati, esposti ad est, quindi di sera è molto fresco. Abbiamo in totale 12.000 metri di terra, in parte a prato e quindi a parco della casa, e in parte c'è un oliveto, ci sono altre piante da frutto e arriva fino al confine, anch'esso recintato. Venite che entriamo in casa. Poi vi mostro l'esterno e la dépendance. Sono due piani da circa 90 metri cada uno, camino immancabile per questo tipo di case, muratura originale, quindi muri a sacco da 50, forse anche 60 direi. Muratura portante centrale, anch'essa originale, è stato ripulito il mattone, ricreato l'arco. Questo è tutto il soggiorno con due finestre, porte finestre e una finestra. Guardate il pavimento a terra, ci sono tutti i mattoni recuperati. Questo è lo spazio angolo cottura, sala da pranzo. Anche qui si esce fuori. Qui è stato creato praticamente una veranda da 1, 2, 3, 4 viti. Guardate che bello. Gli infissi sono naturalmente in legno, ma con vetro termico. Guardate che bella la scala che va sopra, in legno massello. Qui c'è un bagno di servizio per la zona giorno. È comunque completo, c'è la doccia, vaso bidet. Mi piacciono tantissimo i muri a mattoni. Su tutti i nostri uffici li abbiamo. Questo è un angolo disimpegno, angolo lettura, comunque c'è l'accesso originale, che è quello che accede dalla scala esterna, volendo è recuperabile per una terza cameretta. In totale abbiamo 5 camere comunque, 3 nella dépendance col bagno e 2 qui nella casa principale. 2 matrimoniali, la luce è garantita da una doppia finestra particolare sull'angolo. Poi abbiamo l'altra camera con doppia finestra, e qui vediamo un bel panorama verso il mare e verso tutta la campagna intorno. Guardate che bello. Venite, qui c'è il bagno. Una bella vasca d'angolo idromassaggio. Scendiamo dall'esterno così vi mostro la scala. Guardate che finitura, tutti i mattoni dell'epoca, puliti, sabbiati. La dépendance è stata totalmente ricostruita ed allargata con il piano casa, quindi è stata aumentata. Sono state create 3 camere con 3 bagni, ideale anche come struttura ricettiva, anche perché uno potrebbe vivere la parte principale e comunque avere un'attività non invasiva, poi perché hanno degli accessi autonomi. Qui è camera e bagno, ce ne sono 3, con accesso privato dall'esterno. Questa è la seconda camera e comunque comprensiva di bagno. Spazio esterno comune, barbecue con forno. Qui siamo sulla terza ed ultima camera, che è la più grande. Abbiamo un'infinità di letti, anche la culla per i più piccolini. Sempre bagno completo. Qui abbiamo il vano tecnico, c'è un boiler di raccolta dell'acqua calda, delle acque, e caldaia che manda le 3 stanze, quindi autonoma dal resto della casa. Questa è tutta la parte del giardino, guardate che bella. Qui è stato creato quest'angolo che era ideale per la piscina. La proprietà ha installato una piscina all'esterno per la stagione estiva, comunque è possibile prevederne una anche interrata. Sopra si scende, la strada asfaltata è vicinissima, il comune di Montecosaro è a 4 km, Civitanova Alta a 7 km, non è isolata perché ha altre case vicino. Vedete che vi faccio vedere l'altra parte del giardino. L'accesso è garantito da una strada che è stata depolverizzata, quindi non ha problemi né di manutenzione. Vedete, c'è un manto di cemento che arriva fino a sopra, chiaro, quindi non è asfalto, non è invasiva nel verde. Guardate che bello, tutta illuminata, cancello carrabile. Questo è un cancello di divisione tra la parte della casa, quindi del parco, e la parte del terreno intorno. Lì è recintato, arriva fino a sotto. Abbiamo un po' di piante d'olivo, quindi l'olio è garantito. Per tutte le info vi aspetto sia qui a casa Luigi o in agenzia, decidete voi, io sono qua.